I primi ad arrivare si sono presentati puntuali alle 8:30, poi l'afflusso è stato regolare sia mattina che pomeriggio. Sono oltre 200 le persone che hanno aderito al Vax Day di sabato 7 agosto a Carmignano di Brenta, il primo nell'Alta Padovana. I cittadini del distretto dell'UTL 6 si sono prenotati nei giorni scorsi per potersi così recare alla scuola De Amicis di via Marconi. Tanti carmianesi, soprattutto giovani, ma anche gente dei comuni limitrofi. Ringrazio il direttore Fortuna, la dottoressa Miconi dell'ULSS Euganea per questa opportunità, ma soprattutto ringrazio anche i medici di medicina generale che hanno aderito alla nostra iniziativa, assieme al personale infermieristico che ha supportato l'operazione, la Croce Rossa di Carmignano e la Protezione Civile per il grande lavoro di supporto che ci hanno dato in questa grande giornata. Misurazione della febbre, iniezione e poi canonici 15 minuti d'attesa post vaccino, nessuna coda e molti cittadini anche di altri comuni dell'Alta Padovana. Il richiamo sarà fatto sempre con il siero della Pfizer tra 21 giorni, sabato 28 agosto ed è già prenotato.